L'Unione regionale delle province venete, a pochi giorni dalle elezioni regionali, si rivolge ai 7 candidati presidenti con un documento bipartisan che è stato condiviso anche a livello nazionale. Abbiamo chiesto a tutti i candidati presidenti della Regione del Veneto, attraverso un documento votato all'unanimità dal direttivo dell'Unione delle Province Venete, l'approvazione immediata del Consiglio delle Autonomie locali affinché poter delineare e sottoscrivere un accordo fra i vari ruoli, fra provincia, regione, comuni. Chiediamo anche che in un dialogo che sicuramente ci sarà con la Regione Veneto che legifera a riguardo ci sia la possibilità di affrontare finalmente tutta una serie di competenze che dovrebbero e che sono riconosciute dalla legge regionale alle province, ma che a seguito di discipline transitorie che sono state fatte in questi anni effettivamente non hanno mai trasferito appieno quelle che sono le vere competenze su materie importanti che riguardano l'ambiente, come l'energia, i rifiuti, le cave. Tra le altre richieste l'eliminazione di enti e società consortili che si sovrappongono alle province e l'attuazione di un patto di stabilità regionale. Presenti all'incontro solo i 3 presidenti di provincia della Lega Nord, assenti per altri impegni e senza aver mandato rappresentanti gli azzurri Schneck di Vicenza, Miozzi di Verona e Degani di Padova e la rodigina Virgili del PD. Il documento peraltro finora è stato accolto e sottoscritto solo dal candidato Luca Zaia. Reciproco rispetto delle competenze, collaborazione e confronto, queste le richieste in sintesi dei 7 presidenti di provincia che spesso a loro dire negli ultimi 15 anni si sono sentiti scavalcati e non adeguatamente attrezzati di competenze e relativi finanziamenti per l'attività amministrativa. Noi crediamo che la Regione debba fare la programmazione e fare le leggi, mentre gli enti amministrativi devono essere gli enti locali, quindi le province e i comuni. Per quanto riguarda le province noi chiediamo le competenze di area vasta, cosiddette di area vasta di governo del territorio, quindi l'urbanistica, noi come provincia di Belluno l'abbiamo appena ottenuta ieri da parte della Regione Veneto, il demanio idrico, la formazione professionale, la gestione del turismo e via via, tutte le competenze amministrative.